Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna ogni giovedì su Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono, un saluto a tutti. Bentornato su Radio Libertà. Grazie. Hai passato un buon agosto, lo hai fatto come al solito cittadino o invece questa volta sei andato come... Non mi sono mosso da Milano, sempre cittadino, sì. Chiaro, quindi l'estate feltriana milanese che ci hai più volte raccontato. Sì. Per l'amore di Dio, la solita Milano, ed l'ho trovata diversa e soprattutto mi divertivo a vedere i telegiornali che parlavano del caos che si trovava nelle località turistiche. Certo, come dire, confermandoti nel tuo convincimento di permanere a Milano, sostanzialmente. Sì, infatti così. Dunque, oggi abbiamo un Bamba che scomoda una figura importante, no, della politica odierna, che ci avevano raccontato essere un fenomeno, se non sbaglio. Sì, al punto che si atteggiava come un bullo. Mi riferisco a Macron, Certo. che tutti gli italiani conoscono perché aveva preso le sue prestazioni, diciamo, come uomo di Stato. Questo uomo pensava di sfasciare tutto l'ordinamento francese, di rinnovarlo, di fare qui, di fare là, invece non ha combinato niente e adesso sarà cacciato in malo modo e dimenticato come merita. Sì, diciamo che sarebbe già un successo dimenticarlo. Io ti leggo solo un catenaccio preso a caso dai giornali di oggi. Scontri polizia Black Bloc a Parigi, incendi a Rennes, blocchi a Marsiglia, il Louvre chiuso per sicurezza. Beh, ma c'è l'apocalisse in Francia sostanzialmente. Sì, non so se tutti i giorni così, tutti i giorni come questo ci sono bollettini di guerra. E risulta appunto da questi bollettini che la Francia sta diventando un caos proprio per colpa di quest'uomo, di questo Macron, che era convinto di essere un padre eterno e invece sta liberando un poveraccio. Sì, la domanda che sorge però è: perché a tuo giudizio, diciamo, il mainstream intellettuale o pseudotale nostrano ce lo ha dipinto come appunto un fenomeno, ma anche un esempio a cui guardare rispetto al cialtronismo di noi italiani? Io mi ricordo addirittura Fabio Fazio che, intervistandolo in un atto di piaggeria secondo me insuperato, gli disse che la vera capitale d'Italia dovrebbe essere Parigi. Cioè, come mai si è arrivata a questa geografia di Macron? Sì, ma di queste stupidaggini ne abbiamo sentite tante, tutti questi laudatores di Macron adesso devono andare a nascondersi perché hanno fatto una figuraccia, perché l'uomo si è dimostrato veramente incapace non solo di essere uno statista all'altezza della Francia, ma anche di essere un modesto burocrate, e non è neanche quello. È veramente un quello che deve sparire dalla scena politica. Sì, in effetti un burocrate è quello il punto, no? Perché lui è un frutto della grande scuola burocratica francese. Questa cosa doveva essere un valore aggiunto, no? Dopo il suo doppio mandato all'Eliseo, soffre addirittura la beffa, registrata anche da giornali a lui vicini, tipo Le Monde, per cui ormai i fondamentali francesi economici sono peggio di quelli italiani. Questa è la debacle definitiva per i cugini. Sì, sono sicuramente peggiori dei nostri. Sì. Io credo che tra poco di Macron non se ne parlerà più. Sarà un bel momento che veramente ci ha acconciato tutti quanti con le sue sortite, perché non implicano solo, diciamo così, le forze francesi, ma anche le nostre.
Sì, certo. Tra l'altro mi incuriosisce anche da un punto di vista umano, no? Lui è tipo il quinto primo ministro che nomina in poco più di un anno, no? Cioè sembra la prima Repubblica Italiana, i governi balneari che tu ti ricordi sicuramente meglio di me. Com'è che uno continua a replicare uno schema che chiaramente è fallito? Come si spiega questa cosa? Una dinamica psicanalitica più che politica? Sì, perché diciamo che l'incertezza è figlio dell'insipienza, e in questo caso più che mai. Sì, cioè non conosce un altro spartito, diciamo, fondamentalmente, questo è un po' il punto. No. L'uomo è questo, insomma, se è riuscito a distinguersi e non valere niente. Sì, questo è il suo tratto principale. Beh, com'è però che uno così, ma anche in questi giorni è accaduto, i giornaloni nostrani ce lo presentano come il possibile, come dirti, condottiero anche militare, no? Rispetto alle, diciamo, minacce russe, cioè come l'uomo che può coagulare l'Europa facendo a meno dell'America. Ma come la spieghi questa allucinazione, diciamo, collettiva? No, questo non riesco a spiegarmelo, perché è un'illusione collettiva che però è destinata a dissolversi e quindi a deludere tutti i francesi, i quali mi pare già comincino a pensarla così, visto come lo trattano. Sì, tra l'altro il suo presunto, il suo effettivo appello a altri stati europei, no, a mettere, inviare soldati sul terreno in Ucraina lo hanno spernacchiato tutti sostanzialmente. No, ma sono cose assurde, fuori dal mondo, lì però ne parla come se fossero le idee brillantissime. Sì, e viene anche, come dire, raccontato così, quella è un po' la cosa che colpisce. Senti, ma tu ti auguri, perché allora diciamo che Macron può senz'altro frenare, congelare la dinamica democratica, ma prima o poi la democrazia arriva, insomma, no? Cioè prima o poi si voterà anche per le presidenziali. Tu ti auguri una vittoria di Marine Le Pen in Francia? Penso che sarà inevitabile questo punto. E poi mi piacerebbe provarla. Certo. Meglio di Macron sarà di sicuro. Beh, questa è una certezza, in effetti. E tra l'altro questa, come dirti, involuzione di Macron che continua a inventarsi i primi ministri a caso, credo che non faccia che far lievitare i consensi della Le Pen, sostanzialmente. Sì, da una mano sì, di sicuro. Esatto. Comunque noi possiamo chiudere dicendo che non era un fenomeno e noi questo abbaglio non lo abbiamo mai avuto. Ecco, questo lo possiamo rivendicare. Abbiamo capito al volo, insomma, almeno questo. Non è un gran merito, ma bisogna almeno riconoscercelo. Assolutamente, insomma, speriamo che la Francia e l'Europa si liberino il prima possibile di questo figuro, che noi chiamiamo Micron qui a Radio Libertà, che secondo noi corrisponde di più allo spessore del personaggio, non so se sei d'accordo. Perfettamente, Micron. Benissimo. Un saluto a Micron, un saluto a te direttore e ci risentiamo settimana prossima. A presto, di nuovo. A presto. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.